Onorevole Fara, perché è importante presentare questo lavoro della Commissione e presentarlo anche a Canichetti? Ma pensare anche a Canicattì, perché Canicattì fa parte di questo tempo, di questa storia, di questa geografia come qualsiasi altra città siciliana. È importante perché penso che questo furto di verità e anche di memoria che si è consumato per un quarto di secolo meriti di essere conosciuto e approfondito. L'approfondimento è stato l'obiettivo che questa indagine della Commissione antimafia si è data, ricostruire il perimetro delle responsabilità non penali perché non è nostra competenza ma certamente istituzionali e politiche e fare in modo che questo sia ben chiaro ai siciliani, che molte cose non accadono per caso e che anche la morte di Borsellino e anche il depistaggio su quella strage ha una ragione, un movente preciso, che era quello di cercare di tenere il più possibile lontana la tensione e l'attenzione dell'opinione pubblica dalle verità che si nascondono dietro quella strage, cioè che non fu soltanto la mano di Cosa Nostra a volere la morte di Paolo Borsellino. È stato più facile lavorare al depistaggio, quindi ad acquisire questi elementi da Presidente della Commissione in Sicilia, mentre quando era alla Commissione nazionale cosa non è stato fatto, cosa non è stato possibile fare? Ma diciamo che c'è stata la possibilità qui, da Presidente della Commissione antimafia, di avere la disponibilità di tutti i colleghi della Commissione di condividere il senso di responsabilità per cui alla Sicilia compete forse più di qualsiasi altro luogo e alla Commissione antimafia più di qualsiasi altra istituzione il compito di dare un contributo di verità su una vicenda che non è soltanto accaduta in Sicilia ma che ha a che fare con la storia della Sicilia e dei siciliani. I siciliani sono le persone morte in quella strage e nelle altre, la Sicilia è stata il terreno di conquista, di saccheggio, il bottino di guerra e la Sicilia è il luogo che deve recuperare la propria dignità e la propria libertà, per cui ci è sembrato importante che la Commissione antimafia non partecipasse alle celebrazioni ma si impegnasse alle investigazioni di un pezzo di verità che non starà nei processi. I processi ricostruiscono le responsabilità penali, la responsabilità sul piano delle omissioni, delle reticenze, dei comportamenti anomali, anche quando non sono reati, io credo che debbano essere conosciuti dai siciliani.